a tutti, benvenuti alla puntata di Effetto Serra, il talk show su social. Oggi martedì 18 luglio, puntata di oggi dedicata alla politica, alla visita del ministro Matteo Salvini in Sardegna. Sono ormai 2 giorni, ieri e oggi, che il ministro, nonché leader della Lega, è arrivato da queste parti. Ieri principalmente l'aspetto istituzionale nelle vesti di ministro ha parlato, ma poi parleremo appunto più approfonditamente della questione. Ad esempio inaugurato il nuovo distretto della cantieristica nautica a Cagliari. Ebbene, parleremo dell'aspetto prettamente politico, perché oggi, secondo giorno, potremmo dire giorno di consultazioni. Ecco, diciamo in qualche modo il leader del Carroccio sveste i panni ministeriali e indossa quelli del politico. Perché? Perché già ieri Salvini ha frenato sul nome del candidato presidente della regione di centrodestra. Non c'è stata un'investitura ufficiale, leggo testualmente quello che ha detto proprio Salvini, dice da autonomista tra 7 mesi, perché tanto mancano alle elezioni in Sardegna, dico che l'ultima parola spetta sempre a territori e in questo caso ai sardi. Salvini si riferisce ovviamente agli esponenti della Lega per quanto riguarda il lavoro fatto all'interno della giunta regionale, soprattutto per quanto riguarda appunto l'assessore dell'agricoltura e delle pubbliche. Il ministro non risponde d'impulso, ma dice chiaramente: prevengo qualsiasi domanda, leggo testualmente. Il governo della Sardegna si decide in Sardegna. Io sono un autonomista, e quindi è questo il passaggio secondo me importante. Dice: non ci sono tavoli nazionali a Roma, a Milano, a Belluno per decidere il destino di Cagliari o dell'isola. Saranno i sardi a decidere chi farà che cosa, ovviamente, come lei e saremo protagonisti. Insomma, di fatto non ha parlato espressamente di un Solinas bis. Importante anche le parole di Solinas, perché ha detto: oggi si parla delle cose fatte e da fare, ci sarà un momento nel quale le forze politiche in Sardegna prenderanno le loro decisioni e si confronterà col tavolo di una visione a 360 gradi rispetto a tutte le regioni. A quel punto si arriverà a definire il quadro della coalizione. Ci sono 2 aspetti importanti. Il primo è la differenza, che sembra formale ma sostanziale, sui riferimenti che vengono fatti. Mentre Salvini dice sarà in Sardegna a decidere chi farà che cosa, e ha parlato di Sardegna e di Cagliari non a caso, visto che si terranno anche le elezioni comunali a Cagliari subito dopo le regionali, e che sarà ovviamente anche questo motivo di discussione sui tavoli politici. Solinas fa riferimento al tavolo nazionale, perché parla di un'apertura a 360 gradi di tutte le regioni, perché non è solo la Sardegna che andrà a elezione, e quindi bisognerà capire se all'interno di un ragionamento nazionale chi sarà a rappresentare il centrodestra in competizione elettorale col centro-sinistra. Solinas è uno dei candidati, lo sappiamo, ma bolla in pentola anche altri nomi, e fra i nomi che ormai insomma non è più un segreto è quello del sindaco di Cagliari Paolo Truzzo. Infatti oggi stamattina intorno alle 9:30 Salvini ha incontrato proprio in consiglio regionale Paolo Truzzo prima del passaggio a Villa Devoto, per recuperare, come ha detto lo stesso Salvini, anni di lontananza fra il governo nazionale e la Sardegna. I rapporti fra Roma e la Sardegna sono sempre stati molto conflittuali, non sempre di collaborazione, e non sempre fra parlamentari, soprattutto sardi, ci si è assistiti, diciamo, a unione di intenti. Importante, dicevo, il passaggio, perché la partita che vedrebbe Paolo Truzzo candidato presidente della regione, magari al posto di Cristian Solinas, significherebbe a cascata capire chi potrebbe essere il candidato sindaco del centrodestra per quanto riguarda il comune di Cagliari e automaticamente anche la città metropolitana. Ragionamenti che al momento vengono fatti solamente forse per abboccamenti, però è anche vero che le parole di Antonello Peru, fondatore con Stefano Tunis di Sardegna al Centro 2020, hanno un loro peso, e dice nel comunicato è una grandissima vittoria, le parole di Salvini sono una grandissima vittoria, siamo stati i primi a dirlo diversi mesi fa, l'abbiamo ribadito in tutte le occasioni,
a cominciare dalla presentazione del nostro movimento il 30 aprile scorso, cioè devono essere i sardi a decidere il loro candidato presidente. Ora sembra che lo abbiano capito tutti, anzi lo abbiamo fatto capire bene a tutti. Un concetto che di fatto è stato rilanciato la settimana scorsa a Oristano da parte dei riformatori sardi in occasione dell'assemblea regionale del partito. Il candidato, hanno detto, si sceglie in Sardegna e la coalizione non ha chiuso su nessun nome, hanno detto anche si può convergere anche sul presidente uscente. L'importante è che lo si faccia in Sardegna. Di fatto questa investitura ufficiale della Lega dà la possibilità a tutte le forze politiche in campo di trattare, fra virgolette, o comunque di mettersi attorno a un tavolo a discutere sul nome del leader della coalizione. Però è anche vero che viene difficile pensare, come diceva lo stesso governatore uscente, che un ragionamento non si debba fare a 360 gradi, perché oltre a Sardegna, dicevamo, ci sono altre regioni italiane che vanno a elezioni e quindi è evidente che nell'equilibrio, nell'ottica di equilibri partitici, un nome, un candidato presidente di un schieramento politico andrà ovviamente a beneficio di un altro che verrà candidato in un'altra regione. Stesso ragionamento si sta facendo ovviamente a sinistra. Perché? Perché comunque le forze autonomiste progressiste comunque chiedono incontri molto rapidamente con le altre forze politiche dell'opposizione. Il Movimento 5 Stelle il rapporto è continuo, c'è il PD che comunque anche lì deve trovare, come si dice in gergo, una sintesi. Anche qui i nomi sono tanti sul tavolo, gli ultimi sono stati smentiti, diciamo, in qualche modo dai diretti interessati, ma sappiamo benissimo che da 7 a 8 mesi prima delle elezioni qualunque nome che esca ufficialmente oggi è forse fatto più per bruciarlo, politicamente bruciarlo, rispetto a quelle che sono reali intenzioni. Vedremo, perché come dicevo prima, comunque le dinamiche sono tante e si parla appunto della regione Sardegna, delle comunali, ma poi non dimentichiamoci che ci saranno anche le europee e anche quello sarà un tema fondamentale, soprattutto per quanto riguarda i destini del PNRR, i destini del principio di insularità già inserito in Costituzione, la continuità territoriale, tutti temi che toccano direttamente la Sardegna e che, ahimè, purtroppo valicano i confini sardi, laddove comunque si devono prendere determinate decisioni vincolanti. Importante, tra l'altro, anche oltre all'inaugurazione del Polo della Nautica, anche il no al monopolio di F2I, perché il vice premier comunque ha detto bisogna garantire un servizio decente, servono tariffe calmierate e va bene il libero mercato, dice, ma quando qualcuno fa cartello sulle spalle dei consumatori bisogna intervenire. Ribadisce la fiducia alla linea della Sardegna, della regione per impugnare gli atti di fusione tra gli scali di Olbia e Alghero e mette l'alto là anche a eventuale fusione con l'aeroporto di Cagliari. Dice il ministro Salvini, e chiudo, non ho nulla contro i fondi di investimento, ma il discorso è diverso, non si possono dare a qualcun altro le chiavi di casa. Sono le stesse parole che ha usato, ricordiamo, l'assessore Moro in Consiglio regionale quando ha presentato ovviamente l'impugnazione in tribunale contro la fusione degli aeroporti di Olbia e di Alghero da parte del fondo di investimento F2. Bene, vedremo appunto cosa succederà, ne riparleremo ovviamente da qui a breve perché la politica è anche sempre in divenire. Fatemi sapere cosa ne pensate, cliccate mi piace sulla pagina, cliccate mi piace sul video. Per quanto riguarda Effetto Serra, ci vediamo domani. Grazie a tutti, buon seguimento di serata. Ciao.